frontiera con gli Stati Uniti. Contro la psicosi del batterio killer, un'insalata gigante con cetrioli preparata da un'azienda agricola di Treviso. Presente anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Sentiamo Curzio Pettenò. Cosa c'è qui dentro l'insalata? Insalata, pomodoro e cetriolo, buonissima, fresca delle nostre parti. I cetrioli vengono colti dalla serra lì vicino e finiscono subito nella grande insalatona che massaie con grembiuli fioriti preparano nel cortile di un'azienda agricola appena fuori Treviso. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è il primo che assaggia con gusto e piacere l'insalata, subito una forchettata ai cetrioli. È così che assieme a Raccoldiretti vuole lanciare un messaggio rassicurante ai consumatori contro la psicosi da batterio killer. Noi siamo vicini agli agricoltori, siamo vicini a chi oggi sta perdendo, penso all'agricoltura del Veneto, circa 600.000 euro al giorno perché questi prodotti non hanno più mercato. E quando c'è la psicosi la gente si rifiuta di consumare. È stata data tutta la colpa al cetriolo, ma il cetriolo non c'entra niente, tant'è vero che in Germania adesso si ha quasi coscienza del fatto che ci sia stato un altro veicolo, che sia magari l'acqua inquinata o qualcosa del genere, ma non sicuramente la frutta e la verdura.